No, I'm not a writer. No, aggiornamento perché oggi mi sento particolarmente ciacolone e è più o meno 3 settimane che io non fumo, fumo la bomba elettronica e volevo prendermene anche un'altra, quasi un'altra perché questa purtroppo ha la batteria integrata e io ancora, guarda, avevo preso 5-6 di queste batterie ricaricabili, di quella vecchia che si era rotta e sono nuove, mai usate, e quindi ne volevo un'altra per quando vai in giro, eccetera. Si in spiaggia, finisci, cosa fai? Ti porti dietro il power bank ogni volta? No. E allora un'altra e devo ancora imparare a rigenerarmi gli atomizzatori, perché anche quella è una cosa che psicologicamente ci tengo tanto, perché io non è che voglio andare a fare il barbone, ok? Io comunque lavorerò quei siti o mi troverò lavoretti o lavori tipo adesso, cioè ho già iniziato alla fine, non sono andato distantissimo ma ho già iniziato, sono già partito io, capisci? Mi sono già staccato completamente, sono già che dormo fuori zona, vi mangio fuori zona e via discorrendo, però comunque voglio abbassare il più possibile i costi proprio per un discorso psicologico, non che non ho soldi, adesso il conticino sta andando su perché effettivamente spese non ce ne sono, lo stipendio continua a entrare, quindi sta iniziando a lievitare, no? Andrà un po' giù quando prenderò i pannelli e due basta, sì, là proprio... Ma vabbè, insomma, tutta la solita filippica per arrivare al punto che per la sigaretta elettronica, per funzionare, per bruciare i liquidi, le sigarette elettroniche hanno un atomizzatore che è un piccolo strafante che per la legge dell'obsolescenza programmata dura massimo tipo un mese, dopo dipende quando fumi e dipende anche dalla fortuna che hai. E questo strafante costa 4-5 euro, dipende insomma dove lo compri. E, invece ci sono degli atomizzatori rigenerabili. Cosa significa? Tu hai il tuo filetto d'acciaio, io ho già tutti gli strumenti per rifarlo, il cotone da mettere, tutto quanto, e quindi ce l'hai quasi a costo zero praticamente, no? E io devo ancora farlo. Dico sempre che sai adesso lavorando il full timer che lavora full time, cioè, ma full time fuori dal campo, cioè full time in ufficio. Poi la sera, sai, o sta con le cicete, la ciceta. Vabbè, se no, no, ciceta comunque singolare. Vabbè, no, che dopo... e quindi insomma non ho tanta voglia, però da provare senz'altro questa cosa, di imparare a farsi sta roba. Quindi anche il fumare, i liquidi me li faccio io, non costano quasi niente. E le batterie ricaricabili vengono ricaricate dal sole e le resistenze me le farò futuro io, no? Figata? Vero cane? No? Si è addormentata. Ha detto sei noioso oggi. Ma ho l'estro ciacolesco, io devo ciacolare. Anche perché se noti mi viene sempre la ciacola, l'estro ciacolesco, o quando devo lavare i piatti o quando devo andare in doccia, perché sono due cose che proprio non mi piace fare, no? E allora inconsciamente il mio cervello si prepara mille scuse per non fare quella cosa, no? E quindi dice, ma sì dai ciacola, racconta di quella volta che Vabbè dai, è giunta l'ora. No, non è giunta perché sto ciacolando. Vabbè. No, volevo aggiungere un dettaglio camperistico, il discorso doccia, il discorso boiler acqua calda. Allora, la paura che avevo io all'inizio, perché sai che io per un tot di mesi non ho fatto la doccia in camper, ma andavo a farla da mia nonna, no? Cioè in camper facevo tutto tranne lavarmi. E il dubbio, la paura che avevo io è che era d'inverno, morivo dal freddo. Allora, per quanto riguarda il riscaldamento, lasci aperta un po' la porta del bagno, alzi la stufa, mai usata al massimo, mai, 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 neanche con meno 15 non l'ho mai messa al massimo. E quindi caldo ne hai a volontà. Se voglio, poi ho anche sto strafante qua. Sto strafante serve per buttare l'aria della stufa nelle canaline di ventilazione. Ho le bocchette in tutto il camper, le ho chiuse dappertutto tranne che in bagno, quindi il bagno essendo piccolo, cioè te lo scalda a sauna subito. In più l'acqua, il mio problema comunque era l'acqua più che altro. Allora, cosa succede? Tu in camper hai un boiler, chiaro che non può essere grande come il boiler di casa, è più piccolo. Cosa significa? Si scalda praticamente subito, in 5, massimo 10 minuti, ma secondo me sono 5 i minuti. Si scalda che l'acqua è non bollente, ustionante. Devi stare veramente molto 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 attento a regolare il caldo quando ti vai a lavarti perché ti fai veramente male, cioè seriamente ustionante. È un po', cioè puoi usarla per fare il tè, hai capito?
E però, essendo piccolo, finisce presto, no? Quindi devi un attimo giocartela anche lì. Sì, il bagno bello riscaldato, uso l'acqua bella bollente, così sai il corpo è ancora tutto bello caldo, c'hai tutto l'effetto sauna, quindi caldo, 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 intanto che magari ti lavi con l'acqua spenta e tutto quanto, il caldo resta e il boiler continua a scaldare acqua, l'acqua nuova che è entrata, no? Hai capito? Sì, piccoli trucchettini, ma giusto per anticiparti, occhio che non è che puoi farti la doccia come a casa 3 ore, cioè non tanto per la quantità di acqua che hai, che se hai un buon spruzzino, perché anche lì è tutta una questione un po' fisica, ti lavi tranquillo tranquillo e consumi anche poca acqua, insomma, quindi una mega doccia te la fai tranquillo, in più lavi anche i piatti e tutto quello che vuoi con un pieno, no? Però certo non puoi fartela tranquillo come stai a casa, cioè che la lasci lì, va, eccetera, cioè ti finisce l'acqua calda, hai capito? Differente in estate è chiaro. Ah, ecco, mi dirai poi, siccome io ho provato primavera, estate, autunno, inverno, in camper, no? In tutto e per tutto, l'unica cosa è il frigo nuovo che devo ancora provare in estate, speriamo che sia come io spero. E discorso acqua, tu mi dirai, d'estate è calda? Assolutamente no. Allora, d'estate, allora, cioè, il coso, il piccio, come si dice, la cisterna dell'acqua nei camper di solito è sotto dei sedili, quindi è all'interno del camper dove assolutamente non batte il sole e è sempre all'ombra. Quindi tu butti dentro acqua fredda, fredda resta. Cioè io col caldo bastardo, bastardo, anche lasciando il camper sotto al sole quando siamo andati in Toscana, ti ricordi, eccetera, eccetera, la doccia era bella fredda, insomma, quindi no, no, vai tranquillo sotto quel punto di vista. Ah, ma allora proprio non vuoi andare in doccia? No, 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 è che c'era un altro dettaglio camperistico. Di solito è una domanda che fanno le signore o le signorine per stirare la roba, per lavare la roba. Allora, intanto premetto che tu sai che io sì, sono partito tutto quello che vuoi, però i sabati di solito, prima di andare a zingarare, passo da mia nonna, la santa donna di mia nonna, gli lascio giù la biancheria sporca, quindi lei me la lava, me la stira, me la ritorna, no? Però direi nel futuro come si farà. Allora, nel futuro io ho questo bellissimo che mi piace da morire, che poi me l'ha regalato anche la nonna questo, quindi vedi sono anche bei ricordi che ti resteranno dopo, no? E questo qui è il porta roba spazza, vedi anche questo per chiuderlo bene, è fantastico, dove io quando mi lavo butto la roba lì. Nel futuro userò le lavanderie a gettoni, cioè le uso la gente normale che ha la casa con tutto quanto, perché non devo usarle io, cioè capisci? Per stirare la roba, quello ti dico sinceramente non lo so. Primo, io quando abitavo in Scozia non ho mai stirato la roba, a parte che lì forse avevano un'acqua un po' particolare, sai. Lì bastava sbattere la roba, un po' asciugarla, cioè sbattere il più, la mettevi piegata bene, ma parlo anche delle camicie, cioè le camicie che andavo al lavoro, le mettevi un po' bene e te le trovavi perfette, senza una smagliatura e tutto quanto, per carità sarà stata sicuramente l'acqua. E in questo caso io credo che farò più o meno così, cioè le lavanderie ti lavano e ti asciugano la roba, tu te la pieghi alla buona, cioè io sono contrario allo stirare, non l'ho mai capito veramente. Mia nonna mi stira persino i jeans, infatti non è che mi arrabbio, ma le dico sempre, ma perché vai a buttare via la vita così? Cioè, non ti porto più la roba, cioè, non puoi stirare i jeans, cavolo, dai. Spazi, beh, spazi ne parlo sempre, per una persona probabilmente è soggettivo, ok? Quindi per me sono più che sufficienti. Io ho abbastanza spazio vuoto adesso nei gavoni. Guardiamo il mio spazio vuoto. No, ma c'è anche poca luce. No, te lo faccio un'altra volta il spazio vuoto. Dimentica, come il film Flash. Ah, pensa che oggi volevo farmi le zucchine tagliate a cubetti in padella. Yuri va a fare la doccia. Ok, ciao. Che poi, se ti avvicini al mondo del camper, senti dire spesso la parola, la frase ti lavi a pezzi. No, è vero un cacchio. Cioè, io adesso mi sono fatto la mia gran doccia e ho avanzato un po' di acqua, mi sono fatto anche il secondo lavaggio, tranquillo e tutto quanto, ho lavato gli specchi e tutto quanto, e via, tranquillo. Ah, fermo là. Accessorio indispensabile per il camper, cioè ti fai tutte le pareti, gli specchi, è tutta una figata. Poi io lascio sempre aperta la porta, finito di fare la doccia, così entra così la stufa asciuga bene, no? Che sai che sta stufa qua è peggio di Liemi, dell'aspiratuto dell'unghi, là, del coso, quello là, dice il canale, tira su al canale, che cos'era Emi?
il deumidificatore. Un'altra cosa carina del camper è che in pieno inverno puoi startene in canottiera tranquillamente, sai, questo è bello. E dove sto zingarando? Sono in un parco, se capiti a Jesolo, oggi, solo stasera, sono al parco Cassilis. Sì, non te lo sto dicendo per venirmi a trovare, nel senso che tanto sto video viene pubblicato tipo tra un mese, quindi... Però vabbè, insomma è un bel posto se vuoi farci la dormita anche tu, soprattutto se i cani... Qui c'è un'area cani molto grande, se il tuo diciamo deve stare al guinzaglio, allora lì hai un'area cani veramente molto molto grande dove farlo correre, se no qua ne hai veramente, cioè, un parco veramente enorme, molto bello. E devo fare da mangiare, non so cosa fare. Sì, mi sto scrivendo con un altro full timer, e Pierpaolo, so che stiamo parlando di Webasto, cioè stiamo parlando al plurale così, lui sta parlando di Webasto, di tubi eccetera, io non ci capisco un cazzo e... Infatti il riscaldatore che ho visto oggi, ora che ci penso, no, il ragazzo scrive su una pagina di furgoni campeggiati, non mi segnerei neanche di pensarlo, però effettivamente mancava di tanta roba, vabbè, comunque no, penso solo, gli mancava il cronotermostato e quello sull'interno. Beh, comunque no, puoi montarlo interno e esterno, non è un problema, ma guarda che veramente è abbastanza facile e banale anche l'intercettazione della nafta e tutto, se uno fa le cose per bene, non sto parlando di cazzaro, io non faccio nulla alla casa. Che è arabo per me, do you habla aklabla? Anche perché poi la vita è tua, beh, su questi tipi di riscaldatore non è che fai tante minchiate, o lo fai bene o lui va in errore. No, me lo faccio montare io, scherzi. Non è cosa, lui non va. Aspetta che mi trovo nel frattempo. Io non volevo montare, ci sono anche quelli cinesi 500 euro, no. Io volevo montare le basto, poi sono andato in tanti e Gardini è stato l'ultimo, mi ha detto guarda io sono concessionario di entrambi. Ok, aspetta, abbiamo finito la doccia, quindi ragazzo, spegni il boiler, che tanto non serve più, e spegni l'acqua. Tanto comunque la pompa è buona, è nuova, quindi resta in pressione, quindi non è che si attiva una volta ogni tanto, insomma, però io la spengo comunque. E andiamo a vedere che c'è da mangiare. Tac, oh, il mio frighetto magico. Allora, è rimasto il sugo di Johnny Rana che è ancora chiuso, sta roba, cotolette vegetali, le pizze vegane, il seitan che ha portato l'amorosa, ma lo mangiamo la prossima volta, burger vegetali, ma vuoi che faccio il burger con la polenta? Dai sì, burger e polenta. Ecco sì, trovo i burger te in mezzo al mio casino, no i burger, la polenta, guarda che smacciulamento che ho. Ma non è perché dici, eccola qua, che culo, non è perché dici il camper che, come si dice, col coso, con i spostamenti si muove tutto, no, sono proprio io incasinato. Guarda che bello che ho preso questo, adesso è vuoto perché ho finito, qua dentro ci metto le patate e le carote, visto che è carino? Molto carino. Però volevo mettermelo, lo metterò qua, sì, perché dopo sennò qua vado male a prendere la roba che c'è in fondo, vedi, patatine, potacci. No, vabbè, non ho solo potacci però, che vedi, ho i semi di zucca, le mandorle, qui è il reparto biscotti, pasta, pastine, i piatti, tovaglietta e tanta roba che non so di avere. No, cos'è che aveva detto la nonna? Perché come si faceva? Devo andarmi a rivedere il video. No, aspetta, cioè... Prima si butta, sì dai, prima si butta l'acqua e dopo man mano, quando l'acqua bolle, metti la polenta e tutto chiaro, via. Preparazione cena zingana, tovaglietta già messa, tovagliolo già messo, tac, forchetta zingana, coltello zingano, non di plastica, mi rifiuto tassativamente, anche perché comunque quando cucini devi lavare la pentola, quindi non ha senso, cioè i piatti e i pizzi di carta va bene, ma le posate assolutamente no. E beh, diciamo che se ho magari voglio fare una bella cenetta con la tipa o piuttosto anche con me stesso, perché anch'io ho le mie serate che mi curo, posso farmi la cenetta col tovagliolo, voglio il tovagliolo rosso, il piattino quello bello e tutto quanto, quindi no, sono cose importanti, No, non credere, portati fuori a cena ogni tanto, seduciti, guarda che fa bene, un po', non solo la cena, poi in generale.
questa sera è una via di mezzo. Questa sera mi accontento, mi mi tratto un po' così con il piattino di plastica, il coso di plastica, però vedi, mi preparo già una cenetta che per un maschio è già un po' sofisticata, cioè della serie buttare i funghetti e la polenta a farsi. Sì, ho voluto aggiungere anche i funghetti, sì. Però boh, vedo che si cucina abbastanza velocemente, quindi io adesso inizierei già a fare la polenta, sì. E dopo ci metto 2 sottilettine sopra i burger. Cioè proprio una roba un po' chic. E poi ci metto anche il sale con le spezie che mi ha regalato l'amica Vale. Quello senza altro. Che è un sale con 50.000 milioni di spezie. So che a te non interessa niente, no, non è vero, ti interessa a te, è del mio sale, ti racconto io il mio sale, fermo là. Allora, questo bellissimo sale che mi hanno regalato, sale alle erbe da orto sinergico, non so cosa vuol dire sinergico, però fa figo, e c'è dentro origano, salvia, rosmarino, timo, santoregia, che non so cos'è, maggiorana e alloro. Anno 2017, yeah, che bello che fa sempre tutti i vasettini così. Ho molto apprezzato. Lei non ha capito perché le ho scritto: ho apprezzato molto il tuo regalo saltuario, cioè salt, sale, saltuario. L'adoro la mia pentolina, ci faccio veramente il male perché ha sto coperchio. Adesso gli ho lasciato un po' di spesa qua che butta fuori, ma ci puoi fare i popcorn, ci puoi fare di tutto, è fantastica, antiaderente, comoda, non ingombra e tutto e via. Poi ti racconto, ho questo pentolino antiaderente che lo uso un po' tipo, vedi, per fare la polenta, per quelle cose lì, per scaldare l'acqua. E poi ho la pentola, quella normale da pasta asciutta, e lo scolapasta di plastica, perché vedi è piatto, non ingombra e via, basta. Queste sono tutte le mie pentole, quindi vedi, 2 pentole e un pentolino. Incredible. Beh, ok, se vogliamo proprio essere pignoli, allora abbiamo anche questo per il tè, per le tisane e tutto quanto. Però va bene, mica una pentola. Cazzo, non abbiamo messo il sale alla polenta. Va bene, dai. Allora un pochino qua, il resto gliela do a Cane Pericoloso che ha avanzato i suoi 8 euro di sardine. Cane! Fa finta. E allora chissà che mettendogli sopra la polenta lui dice: che cibo prelibato, vero Cane? Porca troia, i cani viziati. Eccola. Dopo gioia ancora scotta, sai? Oh, che bello, i funghi belli abbrustolatini. E vai. Aia, cazzo, culo, mi hai scottato col scottamento. Dolore estremo. Vabbè, te qua ti lavo dopo, vi lavo dopo. Sicuro che vi lavo. Vabbè, mi tocca. Wow. Aia, Scotti. Guarda che bei funghetti, un po' così, un po' alla piastra. Mamma mia, ragazzo. Che chef, che chef. Chi era Craco? Un drogato, cazzo, si faceva di crack. E eccoci qua, cenetta zingaretta. Boh, io mangio, ciao, alla prossima. E dove abitavamo oggi? Al passato, perché andiamo a casa, cioè andiamo a casa. Hoplay, siamo già a casa, andiamo vicino al lavoro. Andiamo, Cane. Dai, vieni, andiamo a fare l'ultima pisciata. Eccola. C'è un umido che non hai neanche idea. D'altronde qua in Veneto, a parte che siamo anche vicini al fiume, quindi quanto mi piace il mio camperino wild. Ah, cavolo, ancora la stufa accesa, adesso devo spegnerla. Sì, vedi, guarda, fumo che butta dal coso. Il caminetto. Eccolo, la casa col caminetto ce l'ho. Mamma mia, c'è un umido qui in Veneto country che non hai neanche idea. Oh, io ti saluto qua, tanto vabbè, erano spezzoni, magari farò più video in uno come al solito. Non lo so, comunque buonanotte, buenas noches, sweet dreams, have a nice time, go to bed e va a cagare, ciao. Cioè, non piove, ma qua abbiamo una nebbia, ma una nebbia che è come se piovesse. Cioè, ho dovuto disappannare i vetri con la strazzetta, che era il famoso deumidificatore o comunque disappannatore dei vetri che usava mio nonno, no? Cioè la strazzetta e via, funzionava sempre, non si rompeva mai.